that I know you are. Buongiorno e benvenuti a tutti quanti all'Ex Justify Show. Bellissime le nostre splendide modelle in costume cool per noi. Oggi assisteremo all'evento Miss Piazzola sul Brenta. Tante ragazze da ammirare e non solo per la loro bellezza, ma anche per il loro portamento. Infatti assisteremo ad una vera e propria sfilata di moda in seguito al concorso. L'evento è organizzato dall'agenzia di Pordenone e Padova Fashion Lady Eventi, che ringraziamo con un grande applauso. Il primo ringraziamento ora lo rivolgiamo alla Proloco di Piazzola per l'ospitalità ed ora chiamiamo qui con noi l'organizzatore dell'evento, ovvero Giulio Romi. Grazie, buongiorno, un po' di corsa, comunque benvenuti a tutti. Ringraziamo Irene, c'è anche Claudia che è arrivata un po' in ritardo a presentare, ma arriverà anche lei. Io volevo spiegare velocemente cos'è che vedrete oggi. In pratica è un concorso di bellezza, ma è soprattutto una sfilata di moda. Ci saranno 3 uscite di circa 30 e passa ragazze che usciranno con il casual, usciranno con l'elegante e usciranno in costume. La giuria voterà appunto nella prima uscita il volto oppure il portamento in casual, poi il portamento in elegante e poi la fisicità in costume. Dopodiché avremo una sfilata di moda con altre 3 uscite, avremo un altro elegante, avremo l'ottico di Fisarini, casa Fisarini che è l'unico della zona e poi abbiamo come stilisti, quindi abbiamo tanto da vedere. Io pregherei la giuria di stare ben attenti, io non vi ho avvisati, ma per dare più valore agli abiti che vestono le ragazze, in questo concorso di bellezza le ragazze non usciranno col numero, ma usciranno in ordine alfabetico, nome e cognome una alla volta, non in altezza ma in ordine alfabetico. Quindi niente numero di appartenenza, nome e cognome. Prego la giuria che vado a presentare subito, che sono presidente giuria, non lo sa neanche lei, Jessica Dalbon, un applauso, modella, Davide Menemini del comune di Padova, consigliere comunale, Stefano Casagrande, libero professionista, Claudio Pepe, libero professionista con la moglie, eccola lì, e poi abbiamo Milenko Plemic, si pronuncia così, Plemic, libero professionista da Vicenza. Ecco, queste sono appunto la giuria che voteranno le ragazze quest'oggi in queste prime 3 uscite. Lo ribadisco, per valorizzare gli abiti che indossano le ragazze non avranno il numero di appartenenza, ma le 2 presentatrici diranno nome e cognome delle ragazze che escono. Mi sembra di aver detto tutto, ci sono 10 fasci, ci sono dei viaggi soggiorno, ci sono dei premi, ogni sponsor partner ha voluto dare qualcosa in più, con una busta, con un omaggio in più alla propria fasciata, ma di questo parleremo dopo. Direi intanto un applauso a Irene. Grazie a voi. Giovanissima, bellissima, studia recitazione. Sì, studio recitazione in classica. Classica, l'avevo chiamata apposta, tra poco arriverà, anzi c'è Claudia Pinton, eccola qua, la seconda presentatrice. Io vi lascio con loro per la prima uscita e cosa faccio? Me ne vado, però me ne vado, tieni Claudia, con le ragazze. Ti ringrazio Giulio. Un bel applauso a queste stupende ragazze qui sul palco. E grazie a Giulio per questa magnifica introduzione. Buonasera Irene. Buonasera Claudia. Mi sono dimenticato che le ragazze che avete visto adesso non partecipano al concorso, sono solo quelle 3 uscite fuori concorso, quindi ok, solo questo, piccolo dettaglio. Certamente. Grazie ancora. Grazie a Giulio. E ora direi di iniziare con la prima uscita casual, giusto? Esattamente, abbiamo il negozio Extro di Marghera che i partecipanti vestiranno appunto casual e trendy da questo fantastico negozio. Ricordo alla giuria di votare il viso delle nostre
vorrei preannunciare che cos'è il negozio Extro e cosa contiene. Extro propone abbigliamento casual e trendy, giovanile e non, con taglie morbide e normali, abbinamenti raffinati ed esclusive. La Nena vi proporrà gli outfit unici e personalizzati e vi accompagnerà nelle vostre compere, credetole, uniche. Extro della Nena si trova a Marghera, in Piazzale Concordia 22A. Lo trovate anche su Facebook e Instagram. Le ragazze vestiranno i seguenti brand: di più, Streghe, Piccolo e Pirex. Quindi possiamo dare il via al nostro concorso. vediamo con un bel applauso le prime partecipanti. Iniziamo con la numero. Partecipante Alessia Alberti. Lei è di Venezia e ha 19 anni, accompagnata da Alessia De Clara, da Udine, 19 anni. Continuiamo la nostra sfilata con Maya Pereira e Anna Canton. Impegnata, hanno un compito molto arduo questo pomeriggio. Esattamente, almeno per ora le liste sembrano tutte quante bellissime. Antonella Valentina e Asia Scarpa. Sono stupende. E ora continuiamo con Firenze. Continuiamo con Farina Capaccio e Daniela Cherini.
e Erika Fussato. Facciamo un altro applauso a queste due bellissime ragazze. E ora proseguiamo con Francesca Montato e Giada Casellato.
e Jessica Dunde. Proseguiamo con la prima, Giulia Urtinati. Grazie, di nuovo un grande applauso per entrambi. Seguiamo ora con le prossime, giusto Irene? Esattamente, abbiamo Mara Cessato e Martina Bedin. Ringraziamo Mara e Martina con un forte applauso che ci raggiungono in passerella Martina Mercare e Narcisa Barbucca.
di Roxy Rossana e Sara Piccione. Bellissime queste ragazze. E a Sara Piccione. E ora continuiamo con le prossime due concorrenti, anzi tre. Facciamo la carrellata finale. Quindi Sara Zeba, Serena Busnato E Valentina Maldini. direi di chiamare invece la titolare del negozio, giusto? Esattamente, Diana di Extro. Un buon applauso. Buonasera Diana. Eccola qua, non sono io. Eccola qui, Diana dell'Extro di Marghera. Complimenti, gli abiti sono Prendi l'applauso, reduci da una serata di gara a Milano, è venuta di corsa proprio qui nel concorso. Quante ragazze abbiamo? Tantissime. troppe. Ti metti in mezzo. Sono veramente tante, ma una più bella dell'altra. Se ti Tu metti- hai accurato bene, mi Venite sposto. qui se no- lateralmente, Irene vai un po' di là perché le foto Sì, vengono facciamo fatte. le foto e i video. Ecco, tu però qua, facciamo le foto con Diana e le tre ragazze se vi avvicinate, ecco, avete visto gli abiti stupendi dei brand che trattano appunto il negozio di Lena Vivi, vuoi ringraziare qualcuno, vuoi salutare mamma e papà, se vorrai, no, niente. Grazie a tutti, purtroppo di corsa sono riuscita ad arrivare, grazie alle ragazze non sono riuscita a vederle, però spero che vi sia piaciuto gli outfit che ho creato per voi e per loro. Complimenti. Fatto bene a ricordare perché non riuscite a vederle perché avevo il video di Jennifer Blog su YouTube di tutto l'evento, poi abbiamo le foto di Fabio Riccardo, gli altri fotografi che ti passerò
eccetera. Io ti ringrazio personalmente di aver partecipato, intanto vai a sistemare le cose dei ragazzi, non andrò via, stanno lì, aspettami, un applauso ancora a Diana di Extro, le ragazze si possono accomodare, prego, e andiamo avanti per la seconda uscita. Ma quante sono le ragazze? Quante sono? 33? 33, come gli anni che ho io E ora continuiamo con la seconda uscita, però questa è l'uscita in ambito elegante, dove mi raccomando giuria dovete votare in porta merito. Giusto, cosa vestiranno le ragazze? Le ragazze vestiranno gli abiti del negozio Le Particulier di Roberta Melloni, che potete trovare a Vicenza, in corso San Felice Fortunato, esattamente nel centro di Vicenza. Direi che possiamo dare inizio alla seconda uscita in concorso. Iniziamo con la prima, Alessia Alberti.
Grazie a queste due bellissime concorrenti, passiamo alle prossime. Abbiamo Denisa Pitea ed Erika Puzzato. Iniziamo con la prima, Denise Pitea. Gli abiti che vedete indossati in questo video sono sponsorizzati da Le Particulier, che trovate in corso San Felice Fortunato numero 266 a Vicenza. Direttamente sulla passerella ora sta sfilando Erika Puzzato. A queste due bellissime ragazze facciamo un grande applauso e li ringraziamo. E proseguiamo. Con Francesca Montalto e Giada Casellato. Questo è molto altro che il vostro Le Particulier, che offre abiti bellissimi, audaci per qualsiasi donna. Esatto, e non solo abiti da sera, ma da spettacolo, da discoteca. In questi si possono incontrare anche bellissimi abiti da cerimonia. Ringraziamo le nostre bellissime miss e proseguiamo. Grazie ragazze. Ed ora è turno di Giada Maglioni E Giada Ellen Rossi. Iniziamo con la prima, Giada Maglioni. applauso alle nostre bellissime miss. Ed ora è il turno di Gioia Ellen Rossi. Ricordiamo alla Gina di valutare il votamento delle nostre bellissime miss. Grazie, un bel applauso anche per loro. E ora proseguiamo con le prossime due concorrenti, Giorgia Mattiello e Giulia Magagnina. Iniziamo la passerella con Giorgia Mattiello. Forza pubblico, un forte applauso per le nostre splendide miss di questa sera. Sfilano per noi, in questo caso con gli abiti del negozio Le Particulier. Ed ora è il momento di Giulia Magagnina.
con Giulia Pamino e Giulia Salviato. Commento sulla passerella per Giulia Pamino. Turno di Giulia Salviato, 15 anni, da Venezia. Mai visto così tanti fotografi a un corso di bellezza. Sì, abbiamo una quantità di bellezze assurde in questo concorso, quindi bisogna immortalarle. Hai proprio ragione, Claudio. Grazie mille ragazze, proseguiamo con le prossime due concorrenti di questa sera. Tanto, parliamo di Giulia Urbinati e Jessica Mulder. Accogliamo qui sul palco le prossime due concorrenti. Esatto, parliamo di Giara Mara Giulisato e Martina Pelendro. Incoraggiamo un po' le nostre amiche selezionate. Grazie a queste due bellissime ragazze, proseguiamo per le prossime concorrenti. Abbiamo Martina Melcarne E Narcisa Barocutta. veramente belli e particolari questi abiti che troviamo da Le Particuliere, che potete trovare a Vicenza, nel centro di Vicenza in corso San Felice Fortunato. Grande applauso per queste due bellissime ragazze.
proseguiamo con Roberta Chierusin e Rossana. Rossana Favaro. Via la passerella con Roberta Chierusin. Ricordiamo che i nostri ragazzi stanno indossando i vestiti di sera perché è un abito speciale e particolare dell'altro. Rossana Favaro. e Sara Piccione, seguiti dalle nostre ultime 3 concorrenti. Esatto, questo bellissimo trio. Parliamo di Sara Zeba, Serena Busnardo e Valentina Baldini, ma iniziamo con Sara Zeba. Il negozio è presente sul mercato da 14 anni e vanta una vasta scelta di abiti di qualsiasi genere. ed è il gel passerella l'altra ragazza, l'altra miss, ed è Serena Busnardo. Uscita in concorso e ci raggiungono qui sul palco Sara Zeba, Serena e Valentina. E direi anche
di chiamare col suo palco la titolare del negozio, che è Roberta Mellone. Ci sei Roberta? Arriva, allora come sta andando? La giuria, cucù, vi trovate bene anche senza numero? Ok, lo ripeto, abbiamo voluto far uscire le ragazze senza il numero di appartenenza, solo nome e cognome per valorizzare in più gli abiti che indossano e anche quelli che indosseranno. Adesso c'è l'ultima uscita in costume, siamo portati con i tempi, direi di tagliare le uscite in costume, cosa dici? Facciamo? Facciamo. Direi di sì, la facciamo, ma abbiamo Roberta che c'è giù sul palco. Un forte applauso alla titolare del negozio dei particolari. Io lo conosco personalmente, stavo venendo anche in un concorso a Vicenza, con l'occasione per ringraziarla, non solo come commerciante ma anche come persona, perché è una bella persona. Grazie, anche tu vuoi salutare Nava da parte. Ciao. Ok, quindi